Buonasera, benchiatas con Gnovis. E sono 72 nuovi casi di infezione di Covid al trasfurto agli ultimi 24 ore a fronte di poco più di 10.300 tampons. Non si sono registrati morti, ma sono 8 persone in terapia intensiva e 34 che in altri reparsi. E ieri è venuta fuori la positività di un infermiere di azienda sanitaria universitaria Giuliana Esontina e sono stati chiatati 3 infettati e gli ospiti dagli stiasis di ricovero per la scienza in regione. E in Friuli, Vignesi Giulia e Manchin di fare la vaccina anti-momas persone sta la fase di età dai 50 ai 70 e che al potere complica la situazione per via per l'autunno col torno a fuori da influenze. A dirlo tele Friuli alle linfeti bolliche Massimo Crapis. Ho vinto superato il 70% di popolazione vaccinata in regione, alla dite Crapis, ma sono anche molto lontani dalle percentuali che coventeresse in pariesi sicuri. Il 15% della INT de fase 50 e 70 non ha fatto nessuna dose e che non sta a fare in allerta in vista dall'arrivo sotto dall'influenza. E non è bastato il pintimento per Giulio, che è arrivato anche il Daspo, il toscano di 33 anni, che era stato protagonista di un episodio displasevole sul Zoncolano, intanto al passare il Giro d'Italia, brincato dalle telecamere dalla diretta per massa passione al beve rischiante di Buttaiù Lorenzo Fortunato, il vincitore della tappa, quando che mancava in pochi metros per finire la corsa. Giulio, dopo si era pintuto e aveva contattato Enzo Cainer, il patrono dagli Stapis Furlanis della Corsa Color Rose, decidendo di devolvere BS e Oris di volontariato a Progetto Autismo Friuli Vignese Giulia. Ma per la questura non è stata bonde e per lui è scattato il DASPO, non parlerà più lui, svizzinarsi a manifestazioni sportive di biciclette finta alla fine dal 2022. È un incidente sul lavoro di mattina in Valle di Resi. Un boscadore era stato ferito a un braccio intanto che ieri lavora in un bosco sulla Monte Plagne. Sul posto di squadre del soccorso alpini pompirsi anche il personale dalla soccorso. Il wind forte però ha fatto difficoltà all'elicottero che non l'ha potuto aiutare al recupero. Il ferito le scugniti si portato su per gli spalli dai soccorridori fin arrivate ambulanze. E colade la prima neve in Friuli, Vignesi e Giulia. Si sono svegliati cuviers di blancs di spontis, più alti dalle Alpis Iulis, dalle Alpis Tiarnelis e dalle Dolomitis Furlanis, con anche la Montrussari. La ploidi che di Skyveres di calata gli prossimi giornati, finta sabile quanto il ciel alzerà più serem. Desenis interventi dai pompieri in questi ultimi 2 giorni con aria forte, pincianze, quasta, i pane e anche a Glemone. A Trieste purtroppo a Burera, ma ci sono colate facendo danni anche a cocchi macchine. E torneranno a scomenzare in di Savigny la borsa per fare la festa ciclabile di via Cividata a Udine, un'opera dal valore di quasi €1.000.000 che si era bloccata a novembre dall'anno passato colpa del fallimento di una ditta che aveva vinto il bando. Il cantiere alle ferre di scuosi un anno che è arrivato il quinto dal percorso, l'ha detto il vice sindaco Loris Michelini, come arriveremo a finire col tornare a fare marcepisse a sistemare in plans dalle sfognaduris e dalla luz. E all'estate presentato voi di mattina a Udine l'archivio multimediale dal Novecento in Friuli Vignesi Giulia, una nuova piattaforma informatiche condividute e studiate dall'AMPI, dall'Istituto Furlampa, alla storia del Movimento di Liberazione Nossin Fevele, il direttore presidente dall'AMPI. Sinchi ha presentato il portale multimediale che viene fuori dagli archivi Nestris, dall'Ampi di Udine, dall'Ampi di Pordenone e dall'Istituto Furlampa Storia del Movimento di Liberazione. Vuol dire mette insieme tutta una serie di documenti, di fotografie, di video, di audios che fanno parte dall'archivio di questi 3 enti. È un periodo storico importante, noi partiamo dai primi anni 20, diciamo, quindi dall'inizio proprio dai prodromi del fascismo. Ponting un grun di documentazione sul periodo della Resistenza, quindi della lotta di liberazione, quindi 43-45, e arriviamo anche al dopoguerra, all'immediato dopoguerra, il periodo immediatamente fino alla proclama della Costituente, poi Costituzione e via di seguito.
È un portale accessibile a tutti, non solo per i storici e per gli addetti ai lavori, ma sarà possibile che tutti i cittadini possano intervenire le scuole, possono intervenire chi fanno ricerca, possono intervenire chi ha un semplice interesse anche personale. Magari qualcuno ha un parente, un nonno che era partigiano, non sa nulla di lui, clicca su quel don e chatta tutte le notizie da 3 archivi differenti che riguardano che persona, che l'avvenimento, che il fatto o che data. Quindi una maniera di portare a conoscenza dal pubblico in generale la storia nostra, che è la storia del Friuli, la nostra storia, insomma, di là che veniamo. Io ho saputo di là che veniamo per capire in maniera che stiamo com'è. E si creerà ufficialmente il 16 di ottobre la mostra La forma dall'infinito di Chiase Cavazzini a Udin, curate da Don Alessio Geretti. E in mostra sarà anche un quadro mai veduto prima di Gauguin, non si favela il curador. È un'opera importantissima di Paul Gauguin, un quadro che lui riguarda il suo amico Vincent van Gogh dal 1901 a Tahiti, a Polinesia, 10 anni dopo la morte di questo straordinario che era stato con lui ad Arles, che con un'esistenza tormentata aveva lasciato un segno non solo dal mondo a pitture ma anche in te anime di Gauguin. Gauguin ha sicchiato dagli ultimi giorni da sua vita. Ha tagliato il suo amico e la sua grandezza interiore e al dedica che squadri proprio da una speranza di tornare a tassi di là dopo di queste vite. Un'opera commovente che nessuno l'ha mai potuto dire perché è sempre stata in collezione private, non in un museo, e che abbiamo conceduto volentieri a Udin per queste mostre, la forma dell'infinito, che stiamo per viergi per creare insieme. Dunque non si può mancare, l'appuntamento è veramente importante. E scomincerà domani le seste stagioni di Maman prodotte dall'Arlef e da Telefriuli. Novità di che stanno il cartone animato. Ora ci l'unit che in ogni puntata al VIF avventuris differenti ambientati in talartic biodin. Sesta edizione, nuovo cartone animato, arrestin però sempre i valori insomma, dalla trasmissione originale, quindi una trasmissione che è cresciuta dal tempo e che ha anche un gran successo ultimamente, anche con tanti rubriche, insomma sono una lavoro apprezzati dal pubblico giovane, anche forse manco il giovane. Il nuovo cartone animato è Orazio l'Inuit e è ambientato dal Polo Nord, dal disegno dall'Artic e ha avuto anche un bel aspetto ecco, di doppiaggio, con no, Rita Maffei che ha curato, ecco, ha diretto il doppiaggio e che è un'al che non fa un lavoro a piacere proprio perché è venuto un lavoro bene, un lavoro simpatico, un lavoro disingradevole, proprio perché accompagna immagini savonda sveltis. E anche per usgnota le dot, grazie di aver ascoltato, si vede domani sera. Mandi.